dal vivo per mostrarvi una piccola cosa. Ecco, qui sono passato in una profumeria dalle mie parti. Allora, sinceramente questo sapone lo avevo già trovato in una barberia, ma siamo lì, non volevo. Ok, allora mi aspetto la confezione, bella scatola e tutto, però non è che ce la passiamo in faccia questa, che sia ben chiaro, quindi alla fine è tutto relativo. Eccolo qui, non so nemmeno il profumo, sapete cosa faccio? Apro, ecco qui solitamente esce confezionato così, voglio vedere un po' la profumazione se ce n'è, sperando che ci sia, perché sinceramente mi aspetto. Allora, il profumo è buonissimo, molto gradevole, devo dire. E vediamo cosa ci propone. Poi vi farò sapere di più. Ovviamente domani farò la mia barba. Ecco qui, la barba ovviamente l'ho fatta venerdì, quindi capirete. Oggi è sabato, domani è domenica, quindi modo di uso, inumidire la pelle in acqua calda, rimuovere l'accesso e lavare il sapone direttamente nelle apposite ciotole da barbiere. Vabbè. Ok, le solite cose che dice praticamente in questi saponi. Praticamente questi saponi da barba. Comunque, testeremo questo. Poco, non costa, mi aspetto belle cose, grandi cose. E questo è il prodotto che la volta scorsa vi ho detto, ho lasciato lì perché non mi ha spinto a comprarlo. Però lo vedi una volta, lo vedi due, lo vedi tre, a un certo punto la curiosità ti prende. Mi aspetto sicuramente un prodotto eccellente, perché con i soldi che costa prendo un Mondial, prendo altro, con 5-6 euro in meno prendo Officina Artigianale Milano e tanti altri sapori che comunque questo non è che è un sapone non sconosciuto, è una cosa così, però dico io, una bella ciotoletta, lo mettete dentro, fatto in un formato più, un formato solido, morbido, magari sarebbe stata una cosa più. La confezione da 200, vediamo, domani testerò questo sapone, vi dirò la mia, anche se sembra un po' una cosa precoce a dire subito, a dare subito un giudizio del risultato, magari vi anticipo qualcosa, vi dico le prime sensazioni e poi si vedrà magari cosa fare, cosa dire, che reazioni mi porta, che sensazioni mi dà, come monta e tutto il resto. Farò una prima analisi, diciamo, e poi con il resto come gli altri sapori che magari giudicati così su due piedi con quello che ho sentito dire, ma questo così, ma quello così, ma questo non si può fare, questo non va montato, questo va applicato, questo va detto e va fatto. Questa volta comunque è una cosa che non ho visto nemmeno mai in rete, anche perché non è che mi metto a cercare e poi compro, cioè vedo, compro e poi se ne parla. Cioè, quello, si vede quello che dà. Sono certo, spero, sono certe, ne poco azzardata, di non avere delusioni e ci vediamo domani con il nuovo video. Ovviamente non farò la diretta perché già vi ho spiegato tante volte il perché non faccio le dirette.
Ve lo dico magari per chi, magari per i nuovi iscritti a cose varie, la diretta non la faccio perché sono in casa, ho una famiglia e un bagno, c'è un altro bagno giù, però possono esserci delle esigenze, quindi voglio dire, non è che posso tappare e farlo tipo ufficio, non si entra, vi dato l'ingresso e tutto. Quindi per questo che non faccio, però come sempre vi ho mostrato, e potete vederlo dai vecchi video, dai primi fatti pure, io faccio il video, lo pubblico, se mi taglio, se escono i puntini rossi, irritazione e cose varie, lo metto come sta. Quindi non abbiate timore perché vedrete la realtà comunque. Quindi stare lì a fare la diretta per cosa, non so, ho delle difficoltà. Magari se un giorno dovessi stare a casa da solo perché non so, mia moglie esce, non c'è nessuno a casa, la ragazzina se ne va in giro e cosa, faccio una bella diretta e vi dedico una bella diretta, va bene? Vi saluto, ci vediamo domani, mi raccomando, e niente, a domani. Seguitemi se potete un orario e domenica. La domenica come il sabato, io il venerdì finisco di lavorare alle 5 quando metto alle 5, però di solito di questi tempi solo il periodo estivo diciamo è un po' più, ma per il resto alle 5 smetto di lavorare, quindi però quando sono libero, quindi punto e basta, non mi faccio orari, non do tempi, non do nulla. Ci vediamo domani, nel caso vediamo, credo di farlo in tarda mattinata, magari pure a mezzogiorno, va. Ci vediamo domani comunque, va bene. Tanto il video, cioè, lo faccio a mezzogiorno, o lo faccio in tarda mattinata, o di mattina, o di sera, o di notte, mentre lo pubblico, si prende il suo tempo, quindi lo troverete domani. Domani nel pomeriggio troverete il video, sicuramente. Ok? Ciao, a domani. Lucio Barbatero vi saluto, mi raccomando, sempre iscritti al canale e lasciate un like, non so.